Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qui, buonasera, 17ª puntata. Come oggi sulla navicella non c'è Rossella ma c'è Stefano. Ciao Stefano. Buonasera, Come buonasera va? Gianluigi, buonasera a tutti. Abbastanza bene, grazie. Bene. Cerchiamo di resistere ai mali di stagione. Oggi siamo nel marzo, oggi è anche martedì grasso ed è anche la giornata contro l'obesità, quindi mi piace questo giochetto tra martedì grasso e l'obesità. Siamo a marzo, allora ci ascoltiamo La pioggia di marzo, cantata da Angela Milanese. Forse è quando tu voli, rimbalzo dell'eco e stare da soli, conchiglia di vetro e la luna e falò, è sonno e la morte, credere o no, margherita di campo, la riva lontana, è tu papà, quella fatta a morcare, è fondata di vento, una talenta, un mistero profondo, una piccola pena, tramontana dai monti, domenica sera. Che scende vigilia di fiera, è l'acqua di marzo e c'era, non c'era, sì e no, il mondo com'era, madama d'ore, burrasca passeggera, è una rondine notte, la cicogna, la gru, un torrente, una ponte, una briciola in più, è il fondo del pozzo, la nave che parte, un viso col broncio e stare in disparte, è vero e credo, che stilla, un incanto, un incontro, è l'ombra di un gesto, è qualcosa che brilla, il mattino che quella sveglia che trilla, è la legna e fuoco e pane e la piana, caraffa di vino, i via vai della strada, è un progetto di casa, è uno scialle di lana, è un canto incantato, è un'andana, un'altana, è un passo che senti, che viene, che va, il profilo dei monti col sole al di là, è la pioggia di marzo ed è quel che è, la speranza di vita che porti con te.
penso che lei può stare da sola, ma che se viene che va, è un grande orizzonte per quel che sarà, è la pioggia di marzo ed è quel che è, la speranza di vita che porti con te, ma sì, quando tu vuoi, in bacio che lei può stare da sola, ma sì, quando tu vuoi, in bacio che lei può stare da soli. Stare da soli. Bene, Angela Milanese al Litorale Jazz Festival di un paio d'anni fa con la pioggia di marzo, e passiamo subito nella nostra navicella al primo ospite. Con noi c'è Giuseppe Bozzato. Ciao Giuseppe, aspetta un attimo il microfono, te lo tiro su, ecco qua, adesso puoi andare. Ciao Gianluigi, ciao a tutti. Giuseppe, che chiamiamo tutti Beppi Bozzato. Allora lui ha scritto ha partecipato a scrivere un libro tutto su i Bozzato, su questa famiglia i Bozzato. Bozzato che sono sparsi in tutto il Veneto. Sì, i Bozzato sono originali, quelli di Cavallino sono originali di Chioggia, ma come famiglia Bozzato sono soprattutto, si trovano soprattutto nel Padovano, Basso Padovano e nel Veneziano. Poi si sono sparsi, poi li troviamo anche in Friuli e poi in tutta Italia, quant'altro insomma. Ecco, allora il sottotitolo di questo tomo, che è molto grande, grosso, 680 pagine, storie di gente veneta dal 1300 al 2000, quindi è stata una ricerca molto importante ed elevata, insomma, no? Il lavoro è durato ben 30 anni. Ah, I primi anni l'ho fatto in solitario, poi negli ultimi 10 anni ho coinvolto l'amico Andrea Salvi, fotografo che veniva con me a girovagare in giro per il Veneto, e poi l'associazione Tramare Laguna, che qui la ringrazio, che poi è editrice del libro. L'associazione poi ha curato la stesura finale di tutta l'opera. sì, dopo avete fatto anche la la presentazione, no, in una sala granita di Bozzato, suppongo. Sì, certo, Cavallino erano più di 200, perché Cavallino sono 250 di Bozzato nel nostro comune. Poi il libro è stato presentato non solo a Cavallino, ma poi in altre località del Veneto, Teglio Veneto, Campagna Lupia, Chioggia, Arzegrande e poi a Jesolo, ma anche il libro è stato richiesto e presentato a Boffalora sopra Ticino, che è una località in provincia di Milano, ed è stata un'accoglienza meravigliosa, perché lì si sono radunati il Bozzato del Piemonte e della Lombardia. Boffalora si trova al confine tra il Piemonte e la Lombardia. Lì c'erano una settantina di Bozzato che hanno tappezzato tutto il paese con questo libro Bozzato, e poi abbiamo fatto la serata in municipio, c'erano 2 sindaci presenti, e poi siamo andati a mangiare tutti in un ristorante locale, perché lì sentono ancora la nostalgia, hanno la nostalgia del Veneto, perché questi non sono quelli che sono immigrati, sono ma i figli e i nipoti degli immigrati, perché i primi immigrati sono partiti nel primo e secondo dopoguerra, per cui questi erano i nipoti, ecco. Ecco, ascolta, vedo le piantine che tu mi avevi mandato, che adesso metto. Ecco, prima del XIV secolo c'erano pochi punti, cioè, quindi siamo già vedo da Chioggia, Padova, nel Veronese,
e anche nel bellunese o trevigiano, no? I primi Bozzato. Sì, allora, tiro fuori anch'io, così diciamo, ecco, ci sono 5 punti, ma da tenere presente che solo 3 sono i capostipiti dove i Bozzati sono rimasti e poi si sono allargati. Ecco. Il numero 1 è Chioggia, il numero 2 in alto è a Fener, che Fener in provincia di Belluno, e poi il numero 3 è Arzegrande, Piove di Sacco. Il 4 e 5, il 4 è Rovolon, che poi lì i Bozzato si sono estinti, e il 5 è Verona, anche lì si sono estinti, mentre quei primi 3 sono i 3 ceppi che poi si sono diffusi in tutto il Veneto, come abbiamo detto prima. Sì, esatto, già nella cartina del XVI secolo già si vedono ampiamente l'aumento appunto dei Bozzato, finché nel XX Veneto e Friuli si sono sparpagliati, insomma, come giusto, normale sia anche, no? Visto le migrazioni, gli spostamenti da Fener in alto si sono spostati verso il Treviso, e lì sarebbe stata una storia molto interessante. Poi da Padova, nel Padovano, si sono portati a Portogruaro, e mentre da Chioggia si sono portati nella laguna nord, Burano, Cavallino e Caole, perché evidentemente gli ambienti erano simili. Chioggia e i Bozzato erano pescatori e hanno continuato a fare i pescatori a Burano e anche a Cavallino, perché a Cavallino sono nati nell'isola di Falconera, l'isola che si trova di fronte al paese di Cavallino. Ascolta, il lavoro è stato, appunto dicevi, è stato trentennale, ma dove sei andato a scovare? Dentro gli archivi delle parrocchie, dei comuni? Com'è Allora, stato? abbiamo consultato 72 parrocchie, archivi parrocchiali, 5 archivi diocesani, patriarcali, 6 archivi di Stato, il Veneto, 25 biblioteche abbiamo consultato, 25 biblioteche comunali statali, una decina di archivi comunali, 42 anagrafi comunali, abbiamo chiesto informazioni, poi abbiamo interpellato anche 4 consolati italiani all'estero che ci hanno fornito notizie appunto di italiani all'estero. Abbiamo incontrato più di 400 famiglie che ci hanno dato materiale, fotografie, informazioni, e abbiamo avuto anche patrocinio di 20 comuni del Veneto, della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e dell'Associazione Veneti del Mondo. Quindi, Per capire, per avere un'idea dello stile espositivo del libro, che insomma da quello che capisco si configura un libro di saggistica, di storia, come è costruito il libro? Si parte parlando della ricerca, oppure c'è un elenco, c'è anche una parte magari dove dice questo settore della famiglia ha avuto fortuna. Certo. Allora, il libro si diceva quasi 700 pagine, è diviso in 8 capitoli. I primi 4 capitoli che riguardano in generale tutti i Bozzato, e sarebbe il cognome, l'origine del cognome. Bozzato deriva da Bozza, Bozzato significa figlio di Bozza. E pensate che nel Veneto ci sono più di 400 cognomi che finiscono in ato, Pumellato, Guerrato, Semenzato, Pizzato, e significa figlio di. Poi il secondo capitolo è lo stemma, l'unico stemma trovato a Chioggia, poi il terzo capitolo i soprannomi, e il quarto la diffusione di cui ci sono le mappe che avete presentato. Mentre la seconda parte, i 4 capitoli successivi, sono i paesi dove c'è una presenza Bozzato importante. E nel Veneto, nel quarto capitolo, ci sono 54 paesi con presenza Bozzato importante o meno. E poi il capitolo successivo Bozzato in Italia, e il penultimo in Europa, e infine Bozzato nel mondo. C'è qualche figura di Bozzato che emerge dal libro per aver rivestito? Ci sono diverse figure, ad esempio ci sono dei capitani da mar, Pietro Bozzato, capitano da mar
Chioggia, famoso, che ha fatto un naufrago con la barca subito dopo la partenza di Chioggia con 400 quintali di biscotti ed era destinato all'isola di Corfù, che era di proprietà della Repubblica di Venezia. Poi abbiamo pittori Bozzato, Alberto Bozzato, pittore famoso nel 1800. Poi abbiamo dei partigiani, Meridio Bozzato, partigiani a Chioggia, a Campagna e poi abbiamo diversi sindaci che sono Bozzato. Attualmente ci sono 2 sindaci Bozzato, uno in Piemonte e uno sotto il monte A Bergamo. da Bergamo, il paese di Papa Giovanni. Il vice sindaco è Raffaele Bozzato di Fener, Fener, quindi la sua famiglia di Fener. Cioè, anche la storia di Fener è emblematica. Fener 100 anni fa aveva un centinaio di più famiglie, persone Bozzato. Poi, essendo sul confine, perché Fener sul Piave è stato evacuato, profughi, è stato distrutto completamente. Quando sono tornati persone, famiglie, hanno trovato la casa distrutta e allora sono eseguita una forte immigrazione. Questi Bozzato di Fener sono immigrati in varie parti del Veneto, del Lombardia, piuttosto che in Francia e via dicendo. Adesso a Fener ci sono solo 2 famiglie Bozzato, sono rimaste solo 2 famiglie. Ascolta, vedo lo stemma, lo stavo guardando adesso, lo stemma lo sto mettendo e c'ha delle bottiglie e 2 stelle comete. Avete scoperto il significato dello stemma? Sì, lo stemma del cognome è lo stemma trovato del blasonario di Chioggia, ed era stato depositato dalla famiglia non nobile, perché dobbiamo tenere presente che i Bozzato non erano e non sono nobili, ma è una famiglia certamente ricca. E questo stemma significa la bozza, la bottiglia, a boccia. La bottiglia è non del nome, il cognome Bozzato, mentre la stella cometa significa lungimiranza. È a bossa in veneziano. Bossa. Esatto. È bossa. È bossa. Eccole qua. E scusa, la stella cometa? Lungimiranza. Ma l'ho perso con la bossa. E non sappiamo se la bozza piena o vuota. Anche questo è un suo significato. Conoscendo Bozzato forse era vuota. Esatto. Vabbè, avete avuto tanti riscontri, appunto dicevi, quindi insomma è stato anche piacevole, no? Visto i 30 anni di lavoro, avere questi riconoscimenti da parte di tutti, insomma, perché nessuno se lo aspettava, no? Che venisse fuori un libro sui Bozzato. No, soprattutto nessuno si aspettava anche che Bozzato di quel paese. Ma questo, se posso dire una cosa, grazie anche all'aiuto di Andrea Salvi, di cui dicevo prima, quando si andava nel paese, la prima cosa che si faceva è chiedevamo informazioni su qualche Bozzato, qualcuno che ci potesse dare una mano, aiutare. E questo è stata l'arma vincente, perché queste persone ci hanno poi introdotto nelle famiglie, hai capito? E ci hanno introdotto le famiglie. Faccio un esempio: a Campagna Lupia abbiamo incontrato Bozzato, il professor Maurizio Bozzato, e era insegnante alle scuole medie, e lui ci ha fatto conoscere tutte le famiglie Bozzato, con le quali poi abbiamo dialogato, ci hanno raccontato le loro vicende, le storie, aneddoti, e ci hanno dato le foto, le fotografie, cioè ci hanno raccontato le cose più intime, cose che non avremmo potuto fare da esterni. Quindi nel libro ci sono anche aneddoti, sono raccontati anche aneddoti. Sì, certamente ce ne sono diversi, parecchi. Ad esempio
Adesso mi viene in mente adesso l'aneddoto della vacca carbona a Teglio Veneto. A Teglio Veneto c'è stato i nobili proprietari terrieri, i zuccheri mi pare, sì, i zuccheri, con l'arrivo degli austriaci e la ritirata, allora hanno chiesto ai coloni, ai tavoli, Bozzato di nascondere il loro tesoro. E loro l'hanno nascosto in una stalla. Sono arrivati gli austriaci, non si è poi niente. Poi, una volta con la ritirata e con la vittoria d'Italia, i proprietari zuccheri sono ritornati, si sono fatti dare, hanno restituito i tesori, il tesoro dei zuccheri, e loro, i zuccheri, per ricompensare, hanno regalato ogni anno una vacca, il vitello più piccolo lo davano in regalo alla famiglia Bozzato. E questo evento viene festeggiato ogni anno da questa famiglia, anche dei nipoti. Bello, interessante. Allora, Poi sì, un'altra cosa interessante, se posso dire, sì, vai. i Bozzato di Fener poi si sono, in parte un ramo, si sono trasferiti a Feltre, e poi come pastori Salvatore Bozzato 1600 si sono portati vicino a Treviso, e lì poi si sono fermati a Dosson, dove c'era la comunità Bozzato. A Dosson poi sono emigrati nel primo dopoguerra in Brasile, a Mauá, è una città a periferia di San Paolo, del Brasile, e lì hanno fatto fortuna, tanto è vero che a Mauá, in questa città, ci sono 5 strade dedicate ad altrettanti Bozzato. C'è l'avenida Guido Bozzato, che è l'autostrada che collega Mauá a San Paolo, una superstrada di 7 km, è intitolata a Guido Bozzato. Il fratello Alfredo è stata titolata un'altra strada, alla moglie Stella Bozzato un'altra strada, cioè importanti strade, perché si sono fatti valere e sono stati riconosciuti in questo senso. In ironia della sorte, a Dosson ormai non c'è più nessun Bozzato, sono tutti immigrati. E questi del Brasile li avete contattati? Sì. 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 Avete mandato anche il libro, suppongo. Abbiamo contattato prima il municipio, che ci ha mandato la storia e anche le delibere del comune, le delibere del municipio di questi, e abbiamo contattato la famiglia, poi ci hanno chiesto il libro e quant'altro. Il libro è stato spedito in tutto il mondo. Questo. Bello. Va bene, Beppi, e se libri ne avete ancora, se qualcuno lo vuole, basta Sì, che... ce ne sono non molti, ne abbiamo ancora pochi, sono quasi esauriti, ecco. Guardate, Perché si andava nei paesi, anche ad Arze Grande, e abbiamo portato un centinaio di libri, pensavamo che bastassero, invece siamo rimasti qui. Proprio è stata una richiesta abbastanza importante. Beh, su una pizzeria a Campagna Lupia l'ho visto anch'io dentro Pizzeria quella Lupia c'è il Raffaele Bozzato, il proprietario, Bozzato, è uno sponsor di tutto. Ecco. Va bene, se qualche altro Bozzato che non lo sa che c'è il suo libro, quindi contattate pure l'associazione Tra Mare e Laguna, che la trovate, magari dopo metteremo il link della loro pagina Facebook e del sito, e quindi dopo potete contattarli e vi sentite, perché penso che non sia in vendita nei negozi, no? Nelle librerie, no? No, sì, è stato in vendita adesso nelle cartolerie dei paesi. Qua della zona, sì. Ma adesso li stiamo raccogliendo, gli ultimi, credo che non ce ne siano comunque più, ecco. Va bene, Beppi, grazie mille, interessante questa storia di Bozzato. E il prossimo libro, avete in mente altre famiglie? Sì, adesso l'anno scorso abbiamo pubblicato anche quelle sui Pizzioli. Sì. Sui Pizzioli. E adesso sto lavorando sui Ferro. Sui Ferro, che insomma ce ne sono una quantità. Sì, ce ne sono. Ma allora Salvi non dice, guardiamo anche la famiglia mia, dice. Che lui dice, scusa, io... Va bene, grazie mille Beppi. Grazie a voi. Bocca al lupo per il prossimo libro. Ciao. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie.
capisco. Non posso chiederti di aspettarmi nello stesso posto, ancora nello stesso posto. Davvero pensi che non ci arrivo? Che sei stufa di avermi vicino e poi vedermi sparire? Ma lo vuoi capire? Non capisco più niente. Dentro la mia testa nessuno mi sente. Ma tu sei pazza, mi ripeti. Ora ti dico cosa penso io. Dietro una scelta ci sono infiniti stati d'umore. Ma cosa vuoi per colazione? Non mi aspettavi qui nella tua stanza, non sono i chilometri a determinare la nostra distanza, ma è la mia decadenza. Non capisco più niente. Dentro la mia testa nessuno mi sente. Ma tu sei pazza, mi ripeti. Non c'è più spazio per amare. Lasciami in pace per favore. Ma non lo vedi che non sto più in piedi. Ma tu sei pazzo, mi ripeti. Non c'è più spazio per amare. Lasciami in pace per favore. Ma non lo vedi che non sto più in piedi. Alice Caron in piedi qui a Radio Nostra. E passiamo subito al nostro secondo ospite che è montato nella nostra mongolfiera e con noi c'è Gigio Brunello. Buonasera, ciao Gigio. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Buonasera Gigio. Ciao Stefano. Allora, Gigio è un attore, burattinaio, un artista a tutto tondo, pieno, completo. No, Gigio. Anch'io come fisico abbastanza tondo. Dai. Ascolta, leggendo la tua biografia mi ha colpito questo teatro in baracca. Che cos'è il teatro in baracca? Dunque, è teatro in baracca perché è teatro dei burattini che stanno dentro una baracca che nasconde il burattinaio ed espone al pubblico solo un boccascena sopra la testa del burattinaio. Salgono le mani che vestono dei burattini e quindi il pubblico vedrà una baracca, un boccascena e dei burattini che si muovono. E cioè i burattini che non sono marionette, per cui dei burattini si vede la testa, si vedono le mani, un po' di vestitino e basta. E basta. Quindi non sono antropomorfi, ecco. Non sono come le marionette, per dirci, ecco. E sono mossi da sotto, quindi sono abbastanza E, autonomi. e più di due burattini uno non può tenere, oppure ne può tenere anche più di due? Diciamo che di per sé più di due non può tenerli, però se il pubblico ne vede tre e sa che dentro c'è un burattinaio solo, allora resta molto perplesso e incuriosito, dice: ma come fa questo a muoverne tre o quattro, eccetera. Ci sono dei trucchi drammaturgici che a me appassionano molto, mi interessano molto, e quindi voglio un po' confondere il pubblico che ho di fronte, perché voglio che il pubblico pensi un po' alla volta, attraverso la storia che io racconto, pensi che loro sono vivi, veri, autonomi, i burattini.
certo. Da quando ti è venuta, cioè, la voglia di fare il burattinaio? Cioè, Ma sai, da quando hai amato i burattini? Suppongo da piccolo. ecco, sta attento. Sembra che siano invenzioni fatte a posteriori per glorificare un po' il tipo, ma in realtà io da bambino, proprio piccolissimo, non so il motivo, ma ero molto preso da questo. E per i miei fratelli prendevo una scatola di, noi la chiamavamo Tide, Sì, sarebbe Tide, se non sì, era il il detersivo. detersivo. Facevo un ritaglio, cioè una piccola baracca, diciamo, con un ritaglio Ah, che era in ah, scena, poi infilavo un bastoncino ai lati e facevo un rotolo di carta disegnato con tante figure che si ripetevano. Poi tiravo giù il rotolo e raccontavo la storia. Me lo ricordo perfettamente questo. Quindi mi appassionava molto l'idea di poter fare il teatro povero, però completo. Cioè, se io volevo una montagna, disegnavo una montagna; se io volevo un cavallo, disegnavo un cavallo. E quindi poter controllare un immaginario il più vasto possibile, come se fosse il cinema, solo che erano pezzi di cartone, molto povero. E questo da bambino devo dire mi piaceva moltissimo. E poi per tantissimi anni ho lasciato perdere. Poi ho avuto la fortuna, alle scuole medie e superiori, di conoscere una persona straordinaria, che adesso non c'è più, che, che ho considerato un fratello e un fratello maggiore, un maestro, Beppi Molin di Venezia, un erudito, un insegnante che molti a Mestre hanno conosciuto, che ha formato molta gente, eccetera. E lui aveva ereditato da suo padre un teatrino dei burattini di San Giobbe, del Ponte dei Tre Archi. sì. E quindi lui ha insegnato a me a fare i burattini, seguendo delle regole che lui aveva imparato attorno alle maschere della commedia dell'arte. E quindi per quel periodo là ho fatto i burattini tra le medie e il ginnasio, che erano burattini, diciamo, con un linguaggio ottocentesco che stava per concludersi, insomma, che non funzionava più. Poi a 30 anni ho ripreso il discorso dei burattini, cercando di farlo funzionare come mi era stato insegnato, cioè burattini sì, Però ma tanto, come se fossero degli attori, delle persone. esatto, come fossero delle persone, e quindi farli parlare, Ah, e quindi studiare un testo e una drammaturgia, e quindi, diciamo, ricollegarmi a quel teatro ottocentesco di Burattini, che funzionava soprattutto come riduzione popolare dei classici. Cioè nell'Ottocento per Burattini facevano le grandi opere shakespeariane, oppure di Verdi, le opere liriche, così. In più, e facevano 2 o 3 atti, e poi in più poi ci mettevano anche la farsa finale per far ridere, la gente ci credeva. E se tu invece, quando ho preso in mano io i burattini 40 anni fa, facevi un'operazione del genere, la gente, se lo facevi all'aperto e eri su un tappeto di ghiaia, la gente ti rovesciava la baracca con la ghiaia. Quindi attenzione, se volevi farlo in attenzione verità, dove mettere la baracca. addirittura dove metti la baracca. Ma No. siccome io volevo farli, ho detto io devo l'incognita dello Stefano, l'incognita Ghiaia. Ecco, e dovevo risolverlo. E ci ho pensato, ci ho lavorato, perché non è semplice, perché progressivamente i burattini sono stati visti come
incapaci di fare teatro vero. E invece io mi sono battuto, spero, non so se ci sono riuscito, ma insomma in tutta la mia vita, di portare i burattini a fare teatro vero, cioè teatro che crea emozioni, che commuove, che fa ridere, che fa piangere, attorno a dei personaggi che tu un po' alla volta dici, cazzo, esistono, sono loro. E quindi insomma, il mio impegno è stato quello, cioè per dirti, c'erano delle regole intorno al teatro dei burattini nella seconda metà del Novecento, cioè come dire, ragazzi, i burattini non funzionano più, facciamoli solo per bambini, no? Sì. E facciamo delle scene di burattini che stanno, che stanno sopra il palco, sopra il bocascena, per non più di 3 minuti, 2 minuti, perché poi stancano e scatta l'effetto ghiaia, giusto? Ecco, io ho lavorato su questo e ho provato a demolire questi tabù. Quindi per dirti, una delle mie commedie, drammi di questi ultimi anni, cioè ormai a 15 anni, diciamo, è stato un dialogo in cui due burattini per 40 minuti stanno sempre in scena e si parlano sempre. Ora tu mi dirai, non basta tutta la ghiaia del mondo per allontanarli da te, mentre invece ha funzionato perché c'era sotto un trucco drammaturgico. Quei due burattini si trovano in 2 celle separate e non si vedono, sono separati dal pubblico da delle sbarre e il pubblico li vede dentro 2 celle separati da una parete. Da una parte c'è Gesù, ma Gesù, il pubblico lo riconosce come Gesù, e dall'altra c'è Pinocchio, il pubblico lo riconosce come Pinocchio, ma loro non si conoscono e loro si parlano, sono stati sbattuti dentro per motivi diversi e si parlano, e questo funziona. Il pubblico vuole aspettare ancora che loro si parlino, che loro magari uno dice adesso dormo un po' e il pubblico aspetta che si svegli perché torni a bussare alla parete per parlare con l'altro. Quindi vedi che insomma i burattini, tra l'altro, detto tra parentesi, io sono convinto che possono fare molto più teatro degli attori, perché vincono la retorica, perché un burattino, quando parla un burattino e dice cose che per gli adulti sono retoriche, il burattino gliele lasci dire, perché è un burattino. Sì, E poi è il burattino che le dice, effettivamente negli spettacoli che ho visto, il burattino prende vita e non ha nulla a che fare con chi lo muove non esiste più. Non esiste più, è vero. Addirittura in una commedia di Gigio che consiglierei a tutti di vedere, addirittura fa una brutta fine a volte il burattinaio. Sì, fa una brutta fine, ma è così. A me è capitato, perché tu, Stefano, ti riferisci, penso, al Macbeth che hai visto, al Macbeth all'improvviso. Ecco, lì si trattava, abbiamo provato a mettere in scena Macbeth di Shakespeare. Ora, Macbeth di Shakespeare è una tragedia terribile, inesorabile, cioè Macbeth, poverino, ci cade dentro e l'unica fine per lui è morire, perché è stato infregato dalle streghe che gli hanno detto tu sarai re, no, tu sarai conte di Cawdor e poi sarai anche re, e lui, siccome diventa quasi subito conte di Cawdor, dice allora le streghe avevano ragione, io a tutti i costi diventerò re, ma invece è la sua fine, la sua tragedia, perché quando diventa re viene anche ucciso. Ecco, allora gli attori, vabbè, è una tragedia straordinaria, gli attori la mettono in scena, ma
Dico, un burattino come può metterla in scena? Come può la gente credere, come può la gente credere, il pubblico, come possono credere che il burattino andrà a morire? Sanno già che il burattino non muore mai, è fatto di legno, eccetera. Quindi io devo trovare degli espedienti per cui i burattini siano personaggi che si staccano da quella materia, da quel fatto che riposano nei bauli, eccetera, e che in quel momento sono vivi, sono vivissimi, e tu partecipi alla loro vicenda e li segui. Allora, cerco di essere velocissimo perché so che, vabbè, il tempo, ma come potevo farlo io? Allora ho fatto così. Il burattinaio si presenta dal pubblico e dice: guardate, non ho fatto in tempo a preparare il Macbeth, però consolatevi perché faccio una commedia con i miei burattini della commedia dell'arte, con le maschere, con Brighella, Arlecchino, Pantalone, va bene, buon spettacolo. Vi farò un inedito di Carlo Goldoni. Non è vero, è una balla, ma che racconto io, ma insomma, e il pubblico dice d'accordo, va bene. Quando comincia la commedia, il burattinaio sparisce dietro la baracca, in bocascena entra Arlecchino e dice: oh ragazzi, gentile pubblico, io mi dissocio, quello mi vuol far fare sempre l'Arlecchino, sono stufo con Goldoni, queste robe qua, io sono in grado di fare anche Shakespeare, volete che vi faccia vedere i burattini che lui aveva pensato per Macbeth? E fa vedere dei burattini avvenidistici che non c'entra, dell'avanguardia, di sperimentazione, non c'entrano niente. E dice Arlecchino: ma sarò meglio io di questi, no? Sarò meglio, ecco. E comincia la commedia e tutto il primo atto va avanti la commedia del finto Goldoni, con Arlecchino che continuamente interrompe le battute degli altri, dice: ma scusate, ma basta, io voglio fare il Macbeth, e vuole convincere gli altri e convince gli altri a fare il Macbeth. Quindi nel secondo atto lui sarà Macbeth, però lui è Arlecchino, lui è Arlecchino con la voce di Arlecchino, e poi Brighella farà Lady Macbeth, ma è Brighella con la voce cavernosa di Lady Macbeth. E quindi questi due burattini andranno a morire e uccideranno il burattinaio che è Re Duncano, insomma è una cosa così. Bene, hai scritto anche delle pubblicazioni, c'è anche un tuo libro, Tragedie e commedie per tavoli e baracche. Adesso questo, Sì, i tavoli per tavoli e baracche, le baracche abbiamo sì, capito che è il coso, ma per sì, tavoli? cerco di essere veloce. Allora, tavoli e baracche, perché a partire dal 2000 ho provato, assieme al mio regista coautore, che è un italo-ungherese, Gyula Molnar, abbiamo provato a fare teatro in cui io a vista sono il narratore e sono in genere sono dietro un tavolo molto lungo, e sul tavolo appoggio statuine, oggetti, Ah, figure, sagome, eccetera, e racconto, trasferendo anche lì, diciamo, l'attenzione del pubblico dalla mia voce agli oggetti che sono in scena. Quindi io non sono il classico narratore che il pubblico guarda negli occhi, io gli occhi li poso sui miei oggetti, sulle mie figure, e il pubblico guarda le mie figure, e io sono lo strumento per muovere queste, per dare un'illusione di cinema. E quindi ho fatto una serie di spettacoli, ne ho fatto soprattutto 3, una trilogia sulla città di Mestre. Uno è sulla vita negli anni 50-60 del Novecento di un quartiere operaio che è il villaggio San Marco, a sì. ridosso di Porto Marghera. Vita operaia, insomma, no? E questo è uno, e si intitola Vite senza fine, in omaggio alla capacità analogica dei miei genitori, di mio papà e degli altri operai che avevano in garage, tutti quanti
avevano una saldatrice tutti, no? E sapevano fare il bricolage e aggiustare le cose. L'altro invece era teste calde, è sulla resistenza dei patrioti repubblicani nel 1848 dentro Forte Marghera contro gli austriaci. È una resistenza finita male, insomma la Repubblica non c'è stata, eccetera. È durato 2 anni. E l'altro invece è sull'immigrazione albanese a Mestre, raccogliendo la storia di una mia studentessa perché io insegnavo assieme a Stefano, eravamo colleghi in un serale, una mia studentessa albanese che mi ha raccontato la sua storia di viaggio verso l'Italia e di innamoramento fatale, come nei miti, come nelle fiabe, come quando Macbeth è immagato dalle streghe, così lei a prima vista si innamora di un altro albanese senza documenti, e poi insomma è una storia, e anche quello l'ho svolto, e si chiama Lumi dall'alto, perché lei si chiama Lumi, e si svolge sopra un tavolo. Va bene, io consiglio di andare a vedere il sito di Gigio Brunello, che è veramente interessante, è gigiobrunello.com. Là troverete anche tutti gli spettacoli, ci sono anche dei video degli spettacoli, ci sono anche gli spettacoli da dentro la baracca, diciamo, no? Il Macbeth all'improvviso. Insomma, è interessante spulciare il suo sito, si trovano delle cose molto molto interessanti. Gigio, grazie mille. Un'altra cosa, così mi è venuta, sono nati prima i burattini o le marionette? Una domanda così. Ma sono nati prima i burattini, secondo me. Secondo Perché me è più sì. facile, no? Sì, perché è più facile. Tu pensa Alle mani. materia per la prossima volta o per voi, insomma, è il mito della caverna di Platone. Hai presente, Stefano? È che è una Certo. storia di burattini che passano fuori dalla caverna, illuminati da una luce, proiettano la loro ombra dentro la caverna, eccetera, eccetera. Insomma, Io ho parlato poco perché ho ascoltato Gigio pensando e rivivendo tutti i momenti di divertimento e di poesia che ci sono negli spettacoli, dove proprio uno non si aspetta, no, il pupo che dice adesso farà così, 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 cioè diventa un esecutore, il pupo, invece lì proprio il personaggio ha una vita sua, una dimensione poetica sua, che Gigio riesce sempre a far vivere e a far percepire a chi assiste agli spettacoli. va bene. Va bene, Gigio, grazie mille Ciao. e buoni burattini. Sì, E buon certo. divertimento, perché penso che sia anche divertente, no? Ma A sì, stare dai, sotto. salva. No. Ciao, grazie. Buonanotte. Grazie. Ciao Stefano, ciao Gianluigi. Grazie. E tortere mi voga che femo sta caia. E tortere mi voga che femo sta caia. Se buttara sirocco non lo sepolcaia. Se buttara sirocco non lo sepolcaia. E se non se ciappa niente non torneremo a casa. E se non se ciappa niente non torneremo a casa. A senza mangiare non ho se può tornare. A senza
senza mangiare, no, non si può tornare. Tortere mie voga, tortere mie voga, tortere mie voga. Tortere mie voga, tortere mie voga, tortere mie voga. Faremo come i pesi, non moriremo insieme. Faremo come i pesi, non moriremo insieme. E ciapparemo una guerra e spartiremo in tre. Ciapparemo una guerra e spartiremo in tre. Tortere mie voga, tortere mie voga, tortere mie voga. Tortere mie voga, tortere mie voga, tortere mie voga. Tortere mie voga, tortere mie voga, tortere mie voga. Tortere mie voga, tortere mie voga, tortere mie voga. Febbre da samba con i Anguellanti, l'abbiamo sentita in una versione un po' rock pop, un po' brasiliana. E quindi Stefano, allora, prima abbiamo parlato di Macbeth, tanto per stare in tema, no, visto che si parla di cose shakespeariane, possiamo annunciare che c'è del marcio in Danimarca. Danimarca, sicuramente. E allora la nostra ospite che sale nella navicella di Radio Nostra è Maria Battistel. Ciao Maria, Ciao, Benvenuta buonasera. Maria. ben Buonasera. ritornata nella nostra mongolfiera. Allora, Grazie. abbiamo chiamato Maria perché conoscevamo che Maria Battistel lavora all'Università Tecnica della Danimarca, no? Dipartimento di Ingegneria Ambientale. Appunto è in Danimarca e ancora una volta la Danimarca risulta essere la nazione dove si vive meglio al mondo. Ma che cos'ha questa Danimarca? Intanto vuol dire che c'è anche il castello di Amleto in Danimarca, a proposito. Quindi, per stare in tema. E cos'è questa Danimarca? Allora, la Danimarca effettivamente è comoda. Noi ci viviamo da 10 anni, dico noi, nel senso io e la mia famiglia con i miei 3 bambini piccoli. Ed è una nazione comoda, si vive bene perché tutto è facile, è disponibile, usano questo termine che si dice hygge. E hygge non so come si traduca esattamente, però io lo tradurrei proprio come comodità, nel senso di copertina sul divano. E la sensazione che si ha effettivamente vivendo in Danimarca è una continua copertina sul divano, per cui lavorare, si lavora, però i posti sono belli, accoglienti, sono hygge, si lavora non troppo, quindi alle 4 si va via da lavoro, si vanno a prendere i bambini sempre con la bicicletta, col cassone, tutti i bambini dentro, si arriva a casa, le case non hanno gli spifferi, sono calde sul pavimento, no? Queste cose che in Italia, poi quando veniamo in Italia i miei figli sperano di girare a piedi nudi, ma non si può girare a piedi nudi dentro casa in Italia. E in realtà questo qui è un po', sembra una cavolata, ma in realtà è la metafora di quello che poi succede anche fuori da casa, no? Quindi c'è molto verde,
non c'è spazzatura in giro, è tutto facile, è talmente facile che ogni tanto mi chiedo questi tre bambini e bambine mi cresceranno come incapaci poi di vivere nel mondo reale, dove le cose non sono così facili e accessibili come invece sono in Danimarca. Quindi direi che la Danimarca si va bene perché effettivamente è un posto comodo per vivere. Ascolta, quanti abitanti siete? Perché ormai Non è in sei, pochi, sei- direi 5 milioni, ma forse meno. Vediamo, 5,9 milioni, 6 milioni dai, 6 Allora, milioni di abitanti. io sono entrato nel sito della tua università dove appunto spiega la Danimarca è un paese sicuro, moderno ed efficiente. Molto. Ah, Ma è davvero. Allora, devo dire che adesso io non lavoro più per l'università da 2 anni, però, ok, vabbè, però... però comunque lavoro lo stesso in Danimarca, eh, dentro vicino lì all'università, ed effettivamente è un paese molto sicuro, nel senso che io sono stata anche in altri posti, sono stata anche sia in Italia, a Roma, a Milano, ma anche in America, insomma anche in Spagna, ho vissuto in diversi posti, e quando sono approdata in Danimarca ho detto guarda, mi sembra un po' di vivere a Venezia, perché effettivamente gli spostamenti sono facili, e non penso a Venezia gli spostamenti non sono facili, ma lo sono, perché se tu non devi prendere una macchina, ma raggiungi tutto a piedi o comunque in modo relativamente facile, gli spostamenti sono facili, e qui è tutto raggiungibile in bicicletta più o meno. È un posto sicuro, quindi non è che ho particolari preoccupazioni a uscire la sera. Io sono tornata adesso questa sera dal mio club del libro, questi momenti mm. emozionanti di grande vita sociale di notte, ma non è che sono di notte, dalle 8 di sera, però non è che mi preoccupa particolarmente tornare a casa la sera, e quindi effettivamente è un posto sicuro. I bambini vanno a scuola da soli, prendono la metro da soli, prendono gli autobus da soli. I parchi sono dei bei posti dove non ci sono spazzature, è pieno di bambini che giocano, è pieno di gente che fa ginnastica, sport, cioè sono usati come parchi, come luogo ricreativo, sono posti sicuri anche i parchi. E quindi sì, ed è effettivamente un posto molto efficiente. E quindi c'è anche un aiuto da parte dello Stato per le famiglie? Beh, certo, lo Stato appunto si fa vanto del welfare Mm. danese, con le famiglie effettivamente vivere in Danimarca, ma vivere, non dico visitare, ma proprio viverci effettivamente è facile, perché noi adesso abitiamo in una casa al piano terra, che da veneziana dici sei matta, ti entra l'acqua dentro casa, ma no, per fortuna non mi entra, però abbiamo un piccolo giardino che sfocia in un grande giardino comune dove c'è il parco giochi, dove tutti i bambini delle case giocano qui. Poi ci sono un parco giochi in tutti i posti, vai nei musei, che uno dice che musei, cioè cos'ha la Danimarca rispetto a quello che potrebbe avere l'Italia di musei? Un cavolo ovviamente, però dentro i musei ci sono aree picnic per i bambini si possono mettere a disegnare, degli incredibili luoghi, non so, i musei di arte con tutta la creta, i bambini che possono creare, andare in giro per le stanze a disegnare, a fare cose. E quindi è tutto molto, diciamo, facilitato, ma anche anche nei ristoranti ci sono i posti dove Com'è poi i bambini come stanno. si mangia poi in Danimarca? Allora, devo dire che in questi 10 anni che ho vissuto, in realtà è evoluta la Mm. questione. Cioè, non si diciamo che puoi trovare di tutto, anche questo è abbastanza interessante, perché magari una volta, ma diciamo che in generale non è che vai fuori come in Italia a mangiare per il gusto di dire vado a Di mangiare pesce mangiare. perché a casa mia non mi metto a cucinare quella roba particolare. Lo fai più per socialità o anche appunto per questa sensazione di hygge, per cui ti dici fa freddo, è brutto, mi immiserisco, però vado in un posto, il ristorante o comunque un posto bello, accogliente, dove i bambini stanno bene, mi mangio magari qualcosa di interessante che lo mangerei, che può essere anche tipo l'hamburger con le patatine fritte, il fish and chips, la roba danese, diciamo, tendi a non mangiarla perché non è che sia emozionante sto pane di segale nero, insomma, poi devi farci un po' di pancia, ecco, è difficile da digerire se non sei danese. Però anche questo c'è una dimensione più sociale che una dimensione più, come dire, più gastronomica, no? Che dici vado a mangiare fuori per mangiare una cosa peculiare. Qui anche tipo andare a prendersi il caffè, ci sono tanti piccoli lussi, diciamo, che i danesi si concedono, che rendono la vita effettivamente piacevole. Io dico sempre in Danimarca è un sette pieno costante.
non ci sono picchi quando stiamo a Venezia, quindi picchi di estrema bellezza e picchi di disagio totale, no? In Italia, non solo a Venezia, insomma, di disagio totale. C'è un sette pieno, tu vivi sempre con un sette pieno. Che sia bene, che sia male, diciamo che per ora è difficile andarsene quando c'hai un sette pieno garantito. Ascolta, so che ne avevamo parlato anche la volta scorsa, che a Copenaghen c'è questo inceneritore dove puoi sciare, no? Sì, sì. È vero, c'è l'inceneritore dove si scia, sono anche stata, si scia su dell'erba sintetica fatta tra l'altro Vediamo da un'azienda se italiana, riesco a metterlo. si chiama Ama Bakken, da un'azienda italiana, ha fatto questo. C'è anche questa qui, è un po' una cosa danesi non hanno montagne, non hanno colline, quindi non si scia in Danimarca. Però hanno questo concetto, tra l'altro negli inceneritori c'è una parete di roccia che credo sia la più alta d'Europa, adesso non lo so, dovrei verificare, di arrampicata. E anche quando tu vai su questo inceneritore hanno fatto una specie di sentiero come di montagna, quindi anche con la vegetazione di montagna, no? Quindi è tutto molto curato, per cui tu non vai lì solo a sciare, puoi anche prenderti i bob, vai giù col bob su sta erba finta, insomma, diciamo abbastanza interessante, ma è un po' il concetto di così in Danimarca è così, nel senso fanno delle cose, le fanno bene e anche se non ce le hanno cercano di spassarsela, ecco. Sembra infatti da come parli più che altro una consapevolezza di essere vivi, e quindi siccome si è vivi bisogna cercare di passarsela alla meglio. Sto hug che io pensavo d'abbraccio anche. Come hug, tipo può essere tipo un abbraccio, una hug. Sì, loro hanno questa cosa, esatto, una cosa, però senza cercare mai di dire faccio una cosa al limite, appunto una cosa da 10, sempre tipo cercare di godere di piccoli gesti, che quindi può essere anche per loro, stai seduto sul divano, ti bevi una cioccolata calda, ti leggi un libro, fuori è buio, però loro tipo, anche questa cosa io diventavo matta perché è buio molto presto d'inverno e loro iniziano a tirare fuori le luci di Natale, direi ottobre. E io andavo via di testa, dico ottobre, voi siete fuori di testa, le luci di Natale a ottobre. Però effettivamente le luci di Natale danno proprio questa idea, per cui loro al buio dicono vabbè è buio, cerchiamo di fare cerchiamo di tirare fuori il meglio di quello che si può da questo buio, no? E quindi partono e via luci incredibili, luminari, tutte le case, dappertutto, no? È una cosa, diciamo, tirare fuori il meglio da una natura che secondo me è un po', non dico impietosa, però non è che... Sembra proprio un atteggiamento mentale, nel senso che, voglio dire, uno può andare a bere il caffè, dice vado a mangiare la pizza, poi mi arrabbio parlando per cose che no, invece lì magari sanno che, da come parli, sanno che sono là per star bene e voglio stare. Tendenzialmente sì, tra l'altro loro hanno una grande fiducia nello Stato, per cui loro non hanno questa cosa che abbiamo noi italiani, per cui bevo il caffè e mi incavolo al bar. Primo perché il bar sembra, è tutto, anche lì tipo tu vai a berti il caffè, ma qui il caffè lo paghi 7 euro, quindi quando te lo vai a bere ti raccomandi di sederti sulla bella poltrona comoda, stai lì un'ora perché hai pagato 7 euro e cerchi di passartela bene, non è che ti prendi il tuo caffè, la bevi, ti insulti. E loro tra l'altro hanno appunto questa grande fiducia nello Stato, per cui pare che l'evasione fiscale in Danimarca sia tipo il 2%, cioè tutti quanti non pagano le magari tasse, gli italiani che vivono là. Ma non credo, perché poi uno si spaventa, capito? Dice cavolo, mi beccano questi italiani, quindi sono addirittura overruled, gli italiani sono addirittura più dei danesi a quel punto, no? Però sì, quindi qualunque cosa, cioè anche durante il Covid questa cosa si vedeva molto che loro hanno una grande fiducia nello Stato, no? Per cui tipo nessuno si lamentava di appunto doversi fare i tamponi, i vaccini, stare in coda, eccetera, però tutto anche era molto facile e accessibile, per cui io mi ricordo avevano piantato tendoni su tutti i parchi, per cui tu dovevi trovarti con gli amici a mangiare la pizza, per esempio, passavi, ti facevi il tampone e poi andavi a vedere gli amici ed era facilissimo, era gratis, entravi lì, ci mettevi un minuto e la stessa cosa, insomma, tutto molto, molto facile, no? Per cui tutta questa facilità anche crea fiducia nello Stato, il fatto che lo Stato si prenderà cura di te nei momenti necessari e quindi... Allora,
troviamo una nota negativa, il tempo. Ce ne ho tantissime, perché questo set di base è appunto un set di base, cioè è un set pieno, non c'è mai un 10, il tempo è sempre così, ecco, diciamo, anche molto brutto. In più, appunto, non c'hai mai questi picchi di emozioni o di cose bellissime, cioè non solo il tempo, anche il paesaggio danese. Cosa puoi dirgli? Cioè, bene, ci sono dei prati, ci sono delle pozze, ci sono delle spiagge, però le spiagge non hanno le conchiglie, i prati, vabbè, sono prati, cioè nel senso non è che ci siano, non ci sono luoghi mozzafiato o esperienze mozzafiato da vivere, no? Beh, insomma, sciare su un inceneritore è Sì, ma, abbastanza. sì, ma non è mozzafiato, la pista finisce subito. È molto divertente perché i danesi comunque cadono perché non sanno sciare. E tu vai lì, li vedi, fanno queste cose, è abbastanza divertente, però non è che sia, cioè non è quello che io direi come un'esperienza mozzafiato, ecco, non la definirei così. Quindi questo è un po' negativo. Dopodiché uno priority nella vita, no? Decide se dare più valore alla comodità, poi anche a seconda dei periodi della vita, quindi dice magari con i figli piccoli è meglio essere comodi, poi invece quando si è giovani è più bello fare cose più mozzafiato, tra virgolette, poi quando, chissà, non lo so, vedremo. Va bene, dai. Comunque, insomma, per l'ottavo anno, settimo anno consecutivo risulta la Ma nazione mentono comunque. Sì. Ma da No, quando è cioè andata loro- Maria? Da quando è tutto Maria? merito mio, è tutto merito mio che i danesi sono felici. No, non dico che mentono, però i danesi si fanno vanto della loro danesità, ecco, questa è una cosa da dire. Va Ai danesi bene, piace essere danesi. va bene Maria, grazie mille per questo Grazie. Grazie a voi. collegamento e ci sentiremo. Veniamo in venite. Danimarca, esatto. Ma anche no, perché da turisti non so quanto valga. Vabbè, insomma, è sempre bello vedere, insomma, Ma sì, dai, a venire, giugno, vivere. a giugno c'è sole. Bene, grazie Maria, Ciao, buona alla serata. prossima, Ciao, buonanotte, Ciao, alla ciao. prossima, ciao, buonanotte.
Bene, abbiamo sentito, Stefano, un po' di musica antica, no? Perché Sì, adesso nella nostra navicella sale con noi il nostro musicista che ogni fine trasmissione parliamo di uno strumento musicale e con noi Marco Rosasalva. Ciao Marco. buonasera Marco, benvenuto. Grazie, grazie dell'invito. Allora, con Marco, come avete visto, questo brano musicale che abbiamo messo di musica antica, e lui, oltre a far parte della scuola di musica, a far parte Sì, il presidente, cioè gestisce la scuola di musica antica a Venezia, e suona il flauto dolce e i vari tipi di flauti antichi, no, Marco? sì, Diciamo sì, che forse il flauto è il primo strumento che può nascere musicale. sì, 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 in effetti sì. È stato trovato qualche flauto addirittura del Paleolitico, qualche fatto di osso, di avvoltoio. Effettivamente, probabilmente è proprio il primo tipo di strumento musicale che è stato fatto. Sì, E ha mantenuto... a parte le Sì, percussioni che insomma quelle, però diciamo il flauto, il strumento musicale proprio sonoro, il in flauto effetti. si addice, no? Sì, 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 probabilmente è nato anche proprio per imitare il canto degli uccelli, caratteristica che poi è rimasta molto attaccata allo strumento. E un po' del fascino del flauto dolce, almeno Ti abbiamo perso. Pronto? Stefano ha il microfono spento. Si è incastrato Marco. Marco si è, come si dice, fritto con... e prova a chiudere e a rientrare se ci senti. Ecco, no, tu Stefano, Marco. Un attimino allora mettiamo un brano finché cerchiamo di ristabilire la connessione. Abbiamo il brano di riserva, eccolo qua. Bla bla bla. Condannare il patriarcato con la foto del tuo culo si può fare, è naturale. Poi accusi i consumisti sul tuo Twitter con il nuovo cellulare, è naturale. Tu pulisci la coscienza con €1 regalato a quel ragazzo fuori dal supermercato, per poi trovarti con gli amici del calcetto in quel locale, metti i soldi tra le tette, ti senti più maschio che domina il suo tempo, è naturale. Bla bla bla, chi ha più potere, bla bla bla, l'uomo d'affari, bla bla bla, sono i danari. Ah, sei sensibile e ti commuovi spesso per la foto del tuo cane, è naturale, dimenticando il terzo mondo e i suoi bambini che si spengono e la fame, è naturale, come la fame di attenzioni dentro un'isola, i famosi cimitero di celebrità scadute, dagli interessi fioriscono le regole, le vostre leggi traducono le chiacchiere, è naturale, bla 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 bla. Ti muore il nonno, corri a scriverlo su Facebook, è naturale, ma che dolore. In settimana sei biologico, lo yoga, in discoteca bevi il male, è naturale. Ci ho provato ma non riesco a digerire le cazzate sull'Italia come una nazione unita. Il Sud Italia vive ancora con gli scarti di una storia mai saputa. Ah, bla 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 bla. Io stasera ti porto a ballare sul tetto del mondo che non fa per me. Io stasera ti porto a ballare sul tetto del mondo più sporco che c'è.
Appena abbasso bla bla del diplomatico il collettivo Ninconanco, abbiamo ripreso la comunicazione con Marco. Eccoci qua. Com'è stata la caduta della nostra navicella? Scusatemi, ma Sei caduto sul un problema morbido? sotto qui. Ecco, sì, abbastanza. Allora, sì, dicevamo un po' dello strumento. Sì. Mi sono interrotto che, sì, vi dicevo che forse una delle cose che mi affascina del mio strumento è proprio il fatto che è uno strumento così, che ha avuto una storia così lunga, perché appunto fin dalla preistoria. Niente, fin dalla preistoria ci blocchiamo sempre alla preistoria, cade la linea. Allora, finché intanto stavo mettendo come delle immagini appunto di Marco. Eccoti qua, prova a togliere anche la telecamera che forse pesa di più, Sì, sì, così hai solo l'audio. Eccoci qua, ci provo. se Mi ce la sen- fai. Sì, ti sentiamo. Ecco qua. Allora, sì, scusate, che peccato. Ehm, Ecco, prova così. Ce n'è andato. Ho spento tutto, è rimasto il buio. ecco qua, Ecco. eccomi di nuovo. Vabbè, dai. Ci riproviamo Vediamo, ancora. ci riproviamo, dai, chi la dura la vince. Infatti. Dunque, non so che cosa si è sentito, cosa no. Stavamo appunto dicendo che fin dalla preistoria con queste ossa bucate, diciamo, Sì. riuscivano a imitare un po' gli uccelli, no? Si Sì, diceva. sì. E poi dicevo, la storia di questo strumento è stata molto molto lunga, perché è stato uno strumento in voga nel Medioevo, nel Rinascimento e fino alla metà del Settecento praticamente. Dopo questo è caduto in disuso, è stato soppiantato, diciamo, dal cugino, cioè dal flauto traverso, che rispondeva meglio alle esigenze della musica di quel periodo, come andava cambiando, anche sale da concerto, teatri d'opera più grandi. E quindi c'è stato un secolo e mezzo di oblio praticamente, finché è stato riscoperto con la riscoperta della musica antica, un po' all'inizio del Novecento e soprattutto nel secondo dopoguerra, dagli anni 60, eccetera. Negli anni 70 è diventato piuttosto di moda, anche come strumento facile da portare in giro, da suonare, per cui sì, insomma c'è stato un po' un revival. Beh, diciamo appunto Anche, nelle scuole, no? Era lo strumento dove iniziavi sì, il primo approccio con la musica. sì, c'è anche questo ovviamente, sì, è stato introdotto come strumento didattico ancora negli anni 30, no? Nello strumentario Orff in Germania, ed effettivamente, come tutti sanno, è ancora usato come strumento didattico, cosa che va benissimo, anche se l'esperienza di quasi tutti non è, anche la mia devo dire, non è stata delle più piacevoli, perché in realtà non sarebbe uno strumento fatto per suonare in tanti tutti assieme in una stanzone, in un'aula di scuola, no? Perché lo strumento piccolino che si usa di solito, che è il soprano, è piuttosto acuto, e suonarlo tutti assieme magari con poca esperienza, ahimè, non è facile essere intonati, anzi di solito non lo si è proprio per niente, per cui finisce per essere un modo un po' per farlo odiare, soprattutto da chi ha un po' più di orecchio musicale, che viene in questa maniera più colpito, ecco. Si porta dietro per cui questa fama anche di un po' di strumento di tortura più che di strumento musicale. C'era un articolo proprio, ogni tanto ne vengono fuori proprio giorni fa, mi pare fosse sul Post, che così insomma un po' faceva un po' una satira dello strumento. Ci sta. In realtà c'è tantissima musica molto molto bella, è suonato come si deve e negli ambienti giusti, insomma, alla dignità di tutti gli strumenti musicali, ecco.
Allora, ci sono vari tipi di flauti, no? Vedo anche dalle Tanti, foto che ho tanti. rubato un po' dalla vostra pagina Facebook, da piccoli a lunghi. Sì, 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 sono diciamo eh, di tantissime diverse varietà. Da un lato perché è necessario averne di diverse taglie, come si dice, cioè accordati più alti, più bassi, insomma, per suonare in ambiti più gravi o più acuti. Diciamo che tradizionalmente un po' li facevano rispecchiando gli ambiti della voce umana, quindi così come c'è la voce umana in soprano, contralto, tenore e basso, così ci sono i flauti di queste taglie, anche perché per tanto tempo la musica che si faceva era musica comunque vocale o comunque ispirata alla musica vocale. Questo è un fatto, quindi uno deve averne diciamo almeno 4 da questo punto di vista qua. Poi siccome lo strumento è cambiato tanto nel corso dei secoli, però per ognuno di questi 4 ci vogliono diversi modelli che si sono usati per dire nel 300, nel 500, nel 600, nel 700. Quindi un appassionato di flauto dolce piano piano si fa una collezione di 20, 30, anche di più strumenti per suonare con lo strumento più Sì, sì, adeguato, insomma. per coprire i vari ambiti musicali, no? Infatti, infatti. Non è facile, tra l'altro, perché i flauti dolci belli sono strumenti artigianali, sono fatti completamente a mano, non sono neanche tanto facili da fare. Effettivamente ci vuole qualche macchinario e soprattutto ci vuole notevole abilità. E sono pochi quelli che li fanno. E in Italia sono 4 in tutto, pressappoco. Disgraziatamente, ahimè, uno dei più bravi che ci ha lasciato che non è molto. Ho dei flauti suoi e è un bel modo di ricordarlo anche suonarli. Certo. Ecco. E in tutta Europa sarà qualche decina. E quindi bisogna ordinarli, bisogna aspettare che vengano fatti. Ovviamente il fatto che ci sia richiesta e poca offerta fa sì anche che i prezzi siano poco alti, se uno vuole gli strumenti buoni. Ecco. Tornando un Quindi- attimino, scusa, vai Stefano. Una cosa, oltre dici una ventina di tipi e di tipologie, oltre al basso, sopranino, eccetera, che altre differenze ci sono? Quindi a parità di basso, oppure perché dici una ventina di tipi di flauti diversi? Ah beh, perché allora se devi elencarli tutti è lungo, perché oltre a questi 4 base ce ne sono diciamo di diverse varietà, perché per esempio nella famiglia dei flauti bassi si arriva per esempio a un grande basso in fa che è uno strumentone che è alto quasi 2 metri, perché purtroppo gli strumenti a fiati sono fatti così. Se vuoi uno strumento che suoni delle note molto molto basse, deve essere uno strumento molto molto grande, quindi così. E poi al contrario ci sono strumenti piccolissimi, un sopranino in do che è di 7-8 centimetri, meno, sì, 5-6 centimetri, che è molto difficile da suonare. Perché Io pensavo una differenza del tipo uno più metallico, uno più dolce. Ah, beh sì, ovviamente, poi c'è anche quello, ovviamente, certo. Per esempio, appunto, secondo le diverse epoche è cambiato il modo di fare gli strumenti proprio a seconda del modello a cui ci si ispirava. Appunto, dicevo che nel 500 si cercava di imitare quanto più possibile la voce, quindi si suonano flauti che in qualche maniera hanno caratteristiche diciamo molto vocali. Nel 700 invece si facevano strumenti che avevano delle caratteristiche diverse, maggiore agilità, maggiore ambito, per fare un repertorio che era più decisamente strumentale. Ecco. Quindi per esempio c'è questa differenza qui. Poi tra anche 2 flauti identici, visto che sono fatti a mano, c'è sempre qualche differenza, per cui quando vai a comprarne uno stai lì e dici ma questa nota che
che è più bellina, questo suona un po' più forte, sì, però questo è un timbro più carino, più dolce. Bisogna conoscerli praticandoli. Sì. Sono anche un sacco di difetti, ovviamente, essendo strumenti artigianali, quindi bisogna anche scegliere, anche un po' innamorarsi, in effetti, no? Dico spesso questo anche ai miei allievi, no? Che è sempre molto difficile scegliere, ma alla fine, come con le persone, niente, improvvisamente trovi quella che è per te. E così funziona anche per gli strumenti. Ascolta, tornando nuovamente alla musica antica, cioè io ho scoperto un po' la musica antica con Branduardi, no? Ascoltando Branduardi ti viene un po', che ne so, il ballo in fa diesis minore o maggiore, no? Certo. Veniva in mente questa. Cioè l'Italia è abbastanza leader come scrittura di musica antica, oppure ci sono altri paesi, non so se quelli nordici, Beh, che. allora, diciamo, dal punto di vista del repertorio Del che suona, repertorio, sì. va bene, l'Italia è senz'altro è stato uno dei paesi più importanti dal punto di vista musicale, quindi quando suoniamo, noi che suoniamo strumenti antichi, suoniamo molta musica italiana. E poi dal punto di vista, diciamo, delle scuole e della riscoperta dello strumento, in realtà alcuni paesi nordici sono molto avanti. La Germania intanto, l'Olanda è un centro importante, è sempre stato un centro importante, cioè dagli anni 60 è stato un centro importantissimo della riscoperta della musica antica, e anche la Svizzera lo è. Qui da noi dunque si è cominciato a insegnare il flauto dolce nel conservatorio, dunque, a parte dei corsi sperimentali, più che altro negli anni 90, quindi siamo rimasti in realtà un pochino indietro. C'è stato un po' una crescita, e adesso purtroppo siamo anche in una fase un po' di ristagno, qualche cattedra è stata chiusa, e, insomma c'è un po'. Sì, c'è un po' di crisi della musica classica nei conservatori, no? Sì, questa onda lunga che appunto era Sì. nata un po' negli anni 70, insomma, alla fine degli anni 70 è quando ho cominciato anche io a suonare effettivamente, si è andata un po' spegnendo. In quel periodo c'era tanta gente che suonava, tantissimi amatori, tantissima gente che suonava per puro diletto. L'ambito della musica antica era nato un pochino così, ecco, anche un po' in contrapposizione in un certo senso alla musica classica più accademica. E questo poi è un po' cambiato, si è professionalizzato molto anche quest'ambito, e questo ha fatto anche un po' perdere alla fine un po' il numero di praticanti, ecco. Certo. Va bene, tornando invece alla vostra scuola, oltre alla musica voi fate anche le danze, no? Se non sbaglio. Oh, sì. Avete anche delle danze rinascimentali, corsi di ballo, raccontaci un po'. Sì, certo. Allora, abbiamo, oltre agli altri strumenti, perché oltre al flauto dolce abbiamo il flauto traversiere, cioè il flauto traverso barocco, il liuto, il clavicembalo, il violoncello barocco, il canto, ecco, ma poi abbiamo anche la danza antica, danza rinascimentale e barocca, che i corsi sono tenuti da Ilaria Sainato, che dirige con me, si può dire, la scuola ormai da molto tempo. Ovviamente musica e danza vanno assieme, certo, ma si può dire che metà della musica che si fa è comunque musica per danza, ecco, o che fosse fatta effettivamente per essere danzata, o che citasse delle forme di danza, non so, il minuetto, la gavotta, la bourrée, eccetera, nelle opere, che ne so, di Bach, di Vivaldi, eccetera. Quindi sì, questa è una cosa anche particolare, perché non ci sono tante scuole dove si possa praticare questo tipo di danza. Sì, e Venezia si presta benissimo a questo tipo
Venezia si presta molto bene, in effetti. Sì, sì. Abbiamo anche la fortuna da una decina d'anni di essere ospitati in un posto che è veramente molto molto bello, che è il Palazzo Grimani di Santa Maria Formosa, un palazzo rinascimentale veramente spettacolare. È stato un po' un caso, un po' una fortuna che abbiamo cominciato anni fa a fare dei concerti lì e poi abbiamo pensato di chiedere di avere una convenzione con loro, quindi di organizzare spettacoli e concerti in cambio dell'ospitalità per i nostri corsi. Una cosa un po' particolare perché quello è un museo nazionale, quindi si tratta di una convenzione tra una scuola privata, tra un'associazione culturale e con invece un'istituzione proprio statale. Ecco, una cosa un po' sperimentale che in questi però anni insomma funziona. Esatto. Sì, direi che funziona piuttosto bene. Il palazzo trova vita in un modo molto opportuno, insomma. Sì. Certo. Tra l'altro questo palazzo ha anche una storia musicale molto importante, perché questi Grimani qua nel 600 si lanciarono nell'impresa del teatro musicale. Erano i proprietari di alcuni tra i più importanti teatri musicali veneziani, il teatro di San Giovanni e Paolo, il teatro di San Samuele e poi il teatro di San Giovanni Grisostomo, che è quello che adesso ho costruito più volte, è Malibran. Ecco. Quindi è un palazzo per il quale sono passati compositori come Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel, Vivaldi stesso, Hasse, Cavalli, insomma, quindi anche per noi insomma, abbiamo parecchie è intriso di storie di musica il palazzo. Sì. Bene Marco, grazie mille. Trovate il link della scuola e della loro pagina sotto al video che vedete qui su YouTube. Vi ricordo di iscrivervi anche alla nostra pagina di Radio Nostra. E Marco, grazie mille. E se avete concerti in giro mandateci pere locandine e cose che noi le divulghiamo. Sì. Faccio un po' di pubblicità allora. No, vai. L'8 marzo saremo alla Villa Pisani di Stra. Tra l'altro, essendo la festa della donna, c'è l'ingresso libero per tutte le donne e faremo una sorta di sonorizzazione del palazzo, suonando in diverse sale. Una collaborazione che nasce adesso con la Villa Pisani e speriamo poi in futuro di fare altre cose. E se no, a Palazzo Grimani il prossimo concerto sarà il 12 aprile, avremo un trio molto interessante con il cornetto, che è uno strumento parente del flauto dolce, diciamo, molto in voga. 12 aprile è di sabato, si può anche venire a fare un salto. Benissimo, grazie mille. Grazie Marco. Ciao. Sera, ciao. That I
Libertango, arrangiata dal maestro Oscar Escalada dal Coro di Buenos Aires. Oscar, che abbiamo avuto anche noi in trasmissione lo scorso anno, che ci ha parlato un po' di coro. E Stefano, siamo alla fine. Io volevo ricordare un po' gli appuntamenti di questo sabato, che c'è la festa della donna. Aspetta, abbasso un po' gli applausi del Libertango. Allora, oltre a, c'è ancora Marco con noi, a andare a Stra, alla villa di Stra per sentire musica antica in villa. Abbiamo a Campalto il 7, eccolo qua, no, non trovo l'immagine, eccolo qua, incontri d'autore. Allora andiamo un po' a Campalto. Abbiamo venerdì 7 marzo, abbiamo a cura di Isabella Albano e Donatella Aquilini, con Pasquini. intermezzi Pasquini, sì, Asquini, c'ho il monitor piccolino, eccolo qua, con intermezzi musicali di Andrea Fazio, Poesia e Donna, organizzata dal Centro Volontariato Centro Pascoli. Mentre adesso ci facciamo un po' di pubblicità anche per noi. Abbiamo il sabato 8 marzo alle 20:30, Sala Teatro Fratelli Cervi, Alberto D'Amico, le canzoni di Alberto D'Amico con Tissamiga, dove ci sono io, c'è la Monica Gioli, ci sono il nostro gruppo, ci facciamo autopubblicità e va bene anche questo, insomma. Mentre a Roncade abbiamo Veneziane Ribelli, 16 storie di donne, una narrazione ad altre voci, a Roncade venerdì 7 marzo alle 20:30, biblioteca comunale. E direi che abbiamo finito, abbiamo detto tutto. Stefano, ci sei? Grazie. Sì? Sì. Ok. Ho ascoltato tutti gli appuntamenti. Ok, ho il gatto che vuole uscire, adesso gli apro la porta e quindi andiamo con la sigla finale. Ci vediamo martedì prossimo, siamo sempre io e Stefano, la Rossella verrà fra 2 o 3 martedì, gli abbiamo dato un po' di ferie che se lo meritava, e a martedì prossimo. Ciao a tutti. Grazie, buonasera.